110 anni fa, lo storico affondamento del Titanic nell'Oceano Atlantico, furono oltre 1500 le vittime di questa incredibile tragedia che ancora oggi appassiona milioni di persone e che ha ispirato libri, film e canzoni. Caterina Proietti. In più di un secolo realtà e fantasia si sono sovrapposte. Si dice che il magnate del rame Guggenheim andò a cambiarsi d'abito per morire da gentiluomo insieme alla sua amante. Ci furono vili e valorosi come l'attivista Molly Brown, che si batté con tutta se stessa per far tornare indietro la sua scialuppa quasi vuota. Dio onnipotente. Invece Rose e Jack non sono mai esistiti, almeno a bordo del Titanic, eppure restano il simbolo più amato di quella tragedia. Secondo me la vita è un dono e non ho intenzione di sprecarla. Uomini, donne, migranti e magnati salpati in una surreale atmosfera Belle Époque, con biglietti che valevano il corrispettivo di decine di migliaia di euro. Non ci fu scampo per 1500 persone. In questi anni il mare ha restituito pezzi di vita di quel gigante che stava per rimanere bloccato al porto di Southampton a causa di uno sciopero dei lavoratori del carbone. Per far contenti i ricchi viaggiatori acquistarono il carburante a prezzo doppio dalle altre navi, perché quel transatlantico doveva per forza attraversare l'oceano.